Facendo due calcoli, amici bellini, dovrebbe essere giovedì per voi. Io sto registrando ancora di martedì notte, quindi è notte, perché tengo il che fare. E quindi però mi anticipo, non vi voglio far perdere niente, quindi voi ieri vi siete goduti la reaction, la cosa a caldo, e adesso l'analisi, che è la cosa più bella. Cominciamo. Sì, probabilmente in questo momento che voi guardate il video io sto mangiando il tacchino, il famoso tacchino, e così poi, come tutte le cose, i parenti di mia moglie, andiamo a mangiare il tacchì. È una scusa per stare insieme. Do il benvenuto a Paolo D'Angelo, e anche i nostri video sono una scusa per stare insieme. Una scusa voi ce l'avete per mettere il like? Non vi serve nemmeno. Mettendo il like compare un pallone da calcio al posto del pollice, e se vi iscrivete al canale pure si dovrebbe illuminare. Vabbè, non ha importanza. Ci spostiamo? Se mi vedete un po' più moscio è perché ho fatto tutto un video di 40 minuti e non era partita la registrazione. Spoiler: Napolitana Cagnata partita. Per farvi capire, perché questo è il minuto in cui il Napoli passa al 4-2-3-1 e dopo 30 secondi segna McTominay e sblocca tutto. Ma arriviamoci. McTominay non aveva cominciato bene, il Napoli non aveva cominciato bene. Faccio il video tutto incazzato quando in realtà ero contentissimo la prima volta che l'ho registrato. Qualche sbavatura proprio da parte di McTominay, alcune da parte di Beuke, ma aveva cominciato meglio il Como, perché io ho paragonato il Karabag al Como, squadra veloce, palla a terra, convinti di quelli che fanno, 4-2-3-1, palleggio, domini, bella squadra. Napoli non benissimo. Ora siamo al 34esimo, quando Frata Malang se ne va sulla fascia e di sinistro la mette al centro per la rovesciata, sforbiciata, chiamatela come volete, perché secondo me è anche più bella quella che fa Neres rispetto a quella che fa proprio bicycle kick di McTominay, perché questa qua solo lo slancio con una gamba senza darsi la spinta con la questione di gusti. Ditemi voi nei commenti quale delle due preferite. Intanto molto bene Lang che fa il cross di sinistro, e il fatto che già siamo al 34esimo non vi preoccupate, perché devo recuperare delle cose che non escono negli highlights, e sto parlando dei rigori a schifio. Meraviglioso il gesto tecnico, e qua comincia la partita del portiere, che Kowalski era un personaggio di un film di Woody Allen. No, Ciokowski, come cacchio merita di essere chiamato, perché è il migliore in campo. Kochalski, che finisce per essere il migliore dei suoi, e quando il portiere avversario è il migliore in campo vuol dire che tu hai fatto il tuo dovere, hai tirato e hai beccato la porta, ed è stato lui che ha evitato la goleata. Quindi molto bene. Giù le mani da Højlund, anche perché nell'occasione in cui Di Lorenzo inciampa un po' sul pallone prima di tirare, sappiamo che era fuori gioco, quindi sarebbe stato annullato in ogni caso. Però ecco, se a Højlund gli si chiede di fare tutto il lavoro di Lukaku e non gli si dà mai una palla che faccia alla porta, dove può spingerla in porta, è chiaro che lo mettiamo anche un po' in difficoltà. Qui io capisco Di Lorenzo che va fino in fondo, anche se voglio dire, una punta, tu sei un terzino, la dai facile ad una punta che sta faccia a portiere. Giù le mani da Højlund, parte 1. Giù le mani da Højlund, parte 2. Qui Neres fa un misto tra un tiro e un cross per Lang, la palla finisce molto ampia fuori. Højlund sta là con un appoggio semplice. Chissà, magari, forse, chissà, non saprei, magari, non lo so, giù le mani. Napola. Dunque, guarda questa mossa del piccione. Il piccione piace. Bellissimo il filtrante che trova Buongiorno, dritto per dritto, che trova poi Di Lorenzo, sbilanciato, pressato, fa una grande cosa Buongiorno, e Di Lorenzo non è in fuorigioco, ha una bella linea, professionalissima, e qua Guaiù ci perderei poco tempo. Per me questa sbracciata può anche essere fallo di Di Lorenzo. Certo è che la mano è sulla spalla e il ragazzo qui si mette le mani in faccia e si dispera per aver perso la vista, per aver perso l'olfatto e l'udito. Purtroppo
il calcio lo avete rovinato e lo state continuando a rovinare, e un giorno smetteremo di guardarlo perché ci sembrerà ridicolo gente che si tocca la faccia quando non viene nemmeno sfiorata. Non c'è colpo in faccia, però la sbracciata si poteva anche considerare fallosa. Dopodiché qualcuno diceva che il contatto avviene fuori aria. In realtà il contatto tra piede avviene una forbice, un garbugliamento di gambe, ma in questo momento, visto che lui sta stramazzando al suolo colpito da un colpo di fucile, è chiaro che si sbilancia completamente, e qua c'è il contatto che c'è, e quindi si può ritenere fallo. Se non ritieni falloso quello là, questo qua in aria, il VAR non interviene, non può più intervenire. Quindi siamo nella logica delle cose, ma giù le mani da Højlund parte 3, perché è bravissimo Højlund a sbagliarlo, di modo da evitarci ulteriori polemiche ed ulteriori attacchi sui social per Di Lorenzo. Immaginate gli interisti: altro rigore, siete dei ladri. Noi possiamo chiudere le orecchie e non farci caso, però a furia di ripeterle le cose, l'opinione pubblica, quindi meglio così. Assolutamente meglio così, grazie Højlund. Tra l'altro si tira un brutto rigore, però giù le mani da Højlund parte 4, perché questo andava pure ripetuto. I due qua che sono all'interno poi metteranno il pallone in calcio d'angolo sulla respinta, quindi sono parte attiva del rigore, quindi andava anche ripetuto. Notate questo? Ne abbiamo parlato, ve lo ricordate? Era forse il rigore col Como? Ricordatemelo nei commenti. Ma al di là di questo, Marciniak fa un altro capolavoro, perché questo anticipo pulitissimo di Neres sull'avversario, che credo fosse sempre Jankovic, protagonista di tutto questo Bruno Fernandes de Noartri, insomma pulito, recupera il pallone Neres, Marciniak chiama il fallo. Anche perché le urla lancinanti di un dolore insopportabile, guardate lo sguardo, guardate la performance, guardate, date un Oscar, segnalatelo almeno come miglior attore non protagonista, perché qui veramente siamo a dei livelli eccezionali. Ma il Napoli non si arrende, continua ad attaccare. Tiro moscetto di Neres, una bella azione manovrata. Poi si fa il 64esimo, Conte tira fuori Beukema e mettere dentro Politano. Ricordiamo che Conte deve fare i cambi un po' più presto. Vai giù. E dai. Li fa. Conte fa solo i cambi uomo suo. Nemmeno è vero. Cambia modulo. Mette Politano. Sposta Di Lorenzo, difesa a 4. Poi andiamo sulla lavagnetta. Sventagliata adorabile di McTominay, che trova l'ampiezza, perché adesso si trova l'ampiezza anche a destra con Politano, cosa di cui loro non erano più abituati, perché Neres giocava più centralmente. L'ampiezza noi ce l'avevamo a sinistra con Lang, eravamo asimmetrici, vi rendete conto? Politano la mette a terra, avanza come suo solito anche per dare il tempo ad Olivera di arrivare, lo trova con un cross sul secondo palo che Olivera incontra di prima, il portiere smanaccia in angolo, arriva l'angolo che l'angolo tirerà all'angolo. Tira bene gli angoli Lang, l'angolo è la sua specialità, è proprio nel suo nome. McTominay gol. Ma il Napoli non si ferma, giù le mani da Højlund, parte 5, parte 6, non lo so, parte da lui questa iniziativa, trova il McTominay mediano che comunque non disdegna, si mette davanti allo Lobotka, perché l'abbiamo imparato da Gattuso, che quando giochi a 2 e hai la palla si mettono in verticale. Guardatevele le cose. McTominay di prima, gatto vivo, trova questo passaggio bellissimo, Lang fa la mezzaluna per non finire in fuorigioco e va poi ad impattare. Grande uscita del portiere che sta in vena di miracoli. Neres recupererà questo pallone vagante e lo darà di nuovo a McTominay, che una volta aveva beccato il difensore in faccia, qua aveva proprio mirato l'angolo giusto. Il portiere anche in controtempo fa una parata pazzesca. Giù le mani da Højlund, parte numero 7, finisce di poco fuori, sfortunato. Ma il Napoli non si arrende, non ci volevamo arrendere alla partita stregata, più di così non possiamo fare. Secondo gol. Visto che Neres non c'era riuscito, McTominay dice: guarda, le sforbiciate sono cosa mia, ti faccio vedere io, e se non vuole entrare il pallone la butto addosso a uno e lo faccio carambolare. È l'unico modo per far
per far arrendere questo portiere. Dobbiamo sfruttare anche i colpi dei suoi stessi difensori. Da qui si vede anche meglio. Gesto tecnico, l'atletismo, i gatti dei piccoli miracoli. Io se dormo un pochino storto non riesco ad alzarmi dal letto, questi fanno dei gesti incredibili. Giù le mani da Højlund, parte penso 9. Qua aveva messo in porta McTominay che arriva a sparare di sinistro, palla che o finisce sul palo perché l'arbitro non ci dà il calcio d'angolo. Ha messo in porta Højlund, perché poi sì, era stato un po' egoista in alcune fasi, ma anche qui giù le mani per favore. E dico giù le mani perché poi sui video, quelli internazionali, tifosi occasionali o tifosi di altre squadre o tifosi casuali di passaggio scrivono Højlund non è troppo tardi per andare all'università, Højlund fa schifo, ho detto tutto. Enough said significa proprio ho detto tutto. Højlund fa schifo alla grande. E insomma, possono essere anche dei tifosi del Manchester che sono ancora irritati dal fatto che lui abbia cambiato aria, sia sparita l'acne e abbia segnato subito con noi. Ma in questi commenti leggi anche gente che dice: ma perché De Bruyne non gioca? Deve essere una scelta sua, altrimenti non mi spiego. Perché Lukaku dov'è? Vabbè. Cioè, cosa voglio dirvi? Cosa voglio dire a me stesso? Che non tutti sono accaniti e sempre sul pezzo come siamo noi della community che seguiamo vita, morte, miracoli, virgole ogni minuto e quarto d'ora e sappiamo tutti. C'è gente che guarda così mezzo highlight, lascia il suo commento sui social e va avanti. E non va bene, anche perché in questo video c'è scritto anche come si fa a dare un rigore del genere. Avete ragione, ma non avete visto l'altro rigore, quello non dato, che non finisce negli highlights. Ed è molto male quando poi tu cerchi di costruirti una reputazione internazionale. Non vogliamo finirlo il video? Possiamo anche... Thanks. Cerchi di costruirti una reputazione internazionale e qua io voglio pensare che abbiano preso prima il pallone e poi il piede di Buongiorno non ha protestato abbastanza. Questo è il mezzo replay che ci hanno fatto vedere. Mi voglio fidare. Qua tiro in mezzo il regolamento, perché se è rigore quello di Pavlovic su Thuram per imprudenza finisce per calpestargli il piede, se era rigore quello là Dodò Tavares, e qua se tu con imprudenza finisci per calpestare la mano coi tacchetti e poi vai testa, ginocchia eccetera eccetera, perché non dovrebbe essere rigore anche questo? Siamo nell'assurdo. Sì, però spiegatemelo, dateci un regolamento che sia sempre lo stesso, di modo tale che noi sappiamo cosa aspettarci. Ma questa è una provocazione. Quello là di prima, pochi replay. Questa qua, una provocazione. Questo qua è rigore punto e basta, perché prima che si incrocino le gambe c'è anche questa spinta con la spalla sulla schiena che fa cadere, proprio una spinta che fa cadere McTominay, che è in vantaggio sul pallone, che sta in corsa, poi dopo arriva il sandwich. È rigore punto e basta. Non ci sono qua non ci sono discussioni. Si può discutere su quello di Di Lorenzo, si può discutere sugli altri due, qua non ci sono discussioni, quindi io mi spiego perché arriva il rigore di Di Lorenzo, mi spiego tutta una serie di cose che Marcini si sa che fa così. Ragiona così, quindi giù le mani anche dalle polemiche, e direi giù le mani anche Højlund, nel senso anche tu giù le mani, non hai bisogno di scusarti, noi apprezziamo che tu l'abbia fatto, che ti sia sentito in colpa, che non sei riuscita a sbloccarla, va bene così, a me piacciono così, lo so, ogni tanto gli chiediamo di essere più smaliziati, di avere più cazzimma, di essere anche un pochino più furbi, no, sono bravi ragazzi, non lo so, nel momento in cui firmano e si mettono la nostra maglia diventano i più bravi ragazzi del mondo del calcio. E alla fine ce li prendiamo così. Spostiamoci per le pagelle. Io non mi ricordo più cosa ho detto mentre non stavo registrando, cosa dirò, qualcosa me la perderò, qualcosa me la direte voi nei commenti. Non posso sfruttare le pagelle degli amici Bellini perché le faranno domani, in realtà per voi le hanno fatte ieri, io dovevo fare il video in fretta, ma vi do dei numeri così veloci, poi li possiamo confrontare. 6 a Savic, 6 meno a Beuke, ma per quell'inizio un po' più così,
6,5 a Rachmani, 6,5 a Buongiorno, 6,5 a Di Lorenzo. Si compensano un po' tutti, mi è piaciuto di più Buongiorno tra tutti, però Di Lorenzo si sbavatura nel primo tempo, però si prende quel rigore, è comunque un merito. 6,5 anche Lobotka, che sì, probabilmente non è, essendo regista proprio centrale, tocca meno palloni, ma è sempre il mio Lobotka. Squalo che mi manda buon compleanno Oriali, lo so, gliene abbiamo fatti ieri, certo. Diamo la palla del migliore in campo, il premio Oriali, lo diamo a McTominay con 7,5, potrebbe essere anche 8 perché comincia così e poi sale in cattedra e fa la partita. Do 6,5 anche Olivera, che si è comportato molto bene, non ha quella finalizzazione purtroppo, però il fatto che ci arrivi è bene. Neres 7, Højlund 6 meno, giù le mani da Højlund, e Lang voglio dargli 6,5. Sottolineiamo Lang comunque più esterno, Neres comunque più interno, quindi un po' asimmetrici, non so se ve l'ho detto già o se sto ripetendo una cosa, comunque asimmetrici in qualche modo. Neres più vicino alla punta, dove si sta trovando molto bene, Di Lorenzo può fare le sue sovrapposizioni, e Olivera anche, ma Olivera interne, perché Lang toccava la linea laterale per giocarsi l'uno contro uno isolato, e è bellissima e ne ha parlato anche Conte. Allora si può parlare di calcio, si può giocare a calcio, si può giocare a 3, ma si può giocare anche a 4, perché quando entra Politano che sta qua che scalpita, c'era la possibilità di mettere semplicemente Di Lorenzo qua, Politano e Neres, e fare questa catena. Ma visto che Conte si è iscritto al canale, visto che Conte lascia le donazioni e sta pure probabilmente nel canale Telegram sotto falso nome, Conte lo sa che Di Lorenzo braccetto non ci fa impazzire, e allora cosa si fa? Si passa a 4, Di Lorenzo si allarga, Rachmani, Buongiorno, Olivera. E qual è il problema? Di conseguenza sale un pochino Politano, si stringe un pochino Neres e si fa il 4-4-2, o meglio 4-2-3-1, ed è così che poi arriva il cross di Politano con l'inserimento di Olivera e tutte le cose bellissime, e chissà quante altre cose vi avrò detto nel video che non ho registrato. Voi lasciate un like di modo tale che vedo le palombelle, ma non è una questione che devo andare a riposare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, state tuned, seguite gli accordi e statemi dietro, perché possono uscire nuovi contenuti, vi devo parlare della Roma, state calmi, non c'è fretta, non vi preoccupate. L'hype.